Cari telespettatori, ben ritornati in nostra compagnia, siamo in diretta anche questo martedì, quindi aspetto la vostra partecipazione, le vostre telefonate e vi presento subito i protagonisti odierni della nostra trasmissione, ovvero i nostri ospiti, e dopo entriamo anche nei temi che andremo ad affrontare. Quindi ben ritornato Massimo Zanon, Presidente Confcommercio Venezia, Adolfo Cappelli, Presidente AUA. Tra i candidati di consiglio, insomma, vedremo per la città di Padova, quindi qualche cosa si muove. Luigi Sposato, presidente Euro Interim SPA, Euro Interim International, non candidato per niente, per il momento non si sa, quindi può essere un'altra figura, qui si scoprono le carte. Bruno Cesaro, Padova Sociale, candidato sindaco per la città di Padova, si può dire, ben arrivato. Paolo De Franceschi, presidente Officina per l'Italia Padova, e Antonio Confortin, segretario della UIL Veneto, quindi abbiamo anche... UIL Veneto, UIL sono io il segretario, chissà cosa fa. No, va bene, UIL Veneto, va bene, perfetto. Allora, detto questo, andiamo a vedere subito i temi che andremo ad affrontare quest'oggi. Partiremo un po' ad analizzare quello che sta succedendo ai confini in Svizzera, il provvedimento che è stato preso, e poi andremo alle nostre questioni a casa nostra da vedere quali altre situazioni drammatiche stiamo affrontando. Ci sono dei dati che effettivamente non sono confortanti, siccome io qui la Confcommercio, siccome si stanno organizzando con Imprese con l'Italia, quindi anche con la CNA, con la Confesercenti, con la Confartigianato, eccetera, a fare una marcia su Roma, se non erro, no? Dovrebbe essere martedì prossimo. Una manifestazione importante. Una manifestazione importante e anche molto molto forte, almeno si auspica che abbiano dei risultati. Dati Confcommercio, aumenta l'imposizione fiscale di oltre 4,6 miliardi nel periodo 2014-2016. Gli anni che ci attendono saranno peggiori di quelli che abbiamo passato, c'è da godere, e per il 2014 c'è stato un incremento del 120% rispetto alla previsione, quindi del gettito fiscale, altro che diminuzione delle tasse, con maggiori entrate per lo Stato di 2,1 miliardi, di cui sono già previste le spese, perché la spesa pubblica purtroppo è aumentata e ha raggiunto 672 miliardi di euro. Nel contempo calano i consumi, meno 4,2% nel 2012, e tra l'altro c'è stata una frenata della produzione industriale del 3% rispetto al 2012, questi sono dati Istat. Ottimismo da parte della Camusso e di Squinzi, tra virgolette ottimismo, anzi un estremo pessimismo, mentre Letta, il Presidente del Consiglio, dice che c'è da essere ottimisti, torna contento dagli Emirati con questo contratto, questa previsione di 500 milioni, ma che sono per un paese come l'Italia 500 milioni, lo chiederemo anche ai nostri ospiti presenti, che peraltro rappresentano categorie produttive significative. E intanto, con le tasse che ci vessano, con tutte queste questioni, con nessun provvedimento di tutela del nostro territorio, della nostra gente, di noi lavoratori, anzi si tirano avanti le controversie, il caso Electrolux continua, insomma senza nessun tipo di prospettiva, altri paesi qualcosa forse fanno, nel bene o nel male. Adesso in questa prima tranche staremo a giudicare, vedremo i nostri ospiti cosa ne pensano. Vediamo il primo contributo. La Svizzera chiude agli immigrati e volta le spalle all'Unione Europea, preoccupa e divide il voto espresso nel referendum sull'immigrazione di massa che chiede l'introduzione di quote per gli ingressi di lavoratori stranieri, anche europei. Contro le previsioni della vigilia nella consultazione popolare, il 50,3% ha di fatto bocciato l'accordo di libera circolazione della UE. Al termine di un testa a testa fino all'ultimo voto, l'iniziativa promossa dall'Unione Democratica di Centro, partito di destra ed anti-europeista, è stata approvata con uno scarto di meno di 20.000 schede. Quasi un plebiscito per i sì invece nei cantoni di lingua tedesca e italiana. Nel Ticino ha sfiorato il 69%. Il provvedimento riguarda nuovi residenti, frontalieri e richiedenti asilo. L'Unione Europea si dice rammaricata per la scelta. Verranno esaminate le implicazioni di questa iniziativa popolare sui rapporti Europa-Svizzera nel loro insieme, lasciando intendere che alcune intese esistenti potrebbero saltare. Anche a causa della crisi, il numero di immigrati in Svizzera ha superato le previsioni, con un saldo migratorio di circa 77.000 persone l'anno, il 70% dei quali provenienti dalla UE. Allora, rieccoci qui. Intanto voglio presentare anche altri ospiti con noi, fanno parte del pubblico ma potranno intervenire. Come potrete intervenire? Naturalmente voi da casa. E allora, passatevi un po' il testimone e presentatevi, così vi fate conoscere. Manfrin Paolo, Comitato Stanga. Città di Padova. Sì, buonasera a tutti, Mattia Ardenghi, presidente dell'Associazione Vittime di Equitalia.
Buonasera a tutti, Youssef dell'Associazione Marocchina di Padova e membro della Commissione Straniera a Palazzo Morone. Prego. Sono Stefania Lanzaro, un avvocato del Foro di Padova, ho collaborato per diversi anni con Adolfo Cappelli. Quindi libero professionista. Valente Corrado, socio AVE. E dopo chi si vuole presentare si presenta, altrimenti sono non. Walter Paggioro, sono titolare di uno studio di progettazione grafica di Padova. Quindi libero professionista. Sì, esatto. Perfetto, benissimo. Grazie anche a voi di essere qui con noi. Naturalmente potrete porre le domande, ecco. Oppure intervenire naturalmente. Allora, chiedo alla regia se è pronto il secondo contributo, perché stiamo parlando appunto della questione di tutela che sta attuando la Svizzera, per quale ragione, se sarebbe utile anche da noi, diversi punti di vista. Allora, mi dicono che è pronto, sentiamo che cosa ne pensa la Lega, poi sentiremo anche il PD. Vediamo un attimo insieme. I cittadini decidono che in Svizzera per legittima difesa e buonsenso i posti di lavoro vanno prima agli svizzeri e quindi rispetto per chi ha il coraggio di portare avanti quella che è una posizione che sta prendendo piede in buona parte del mondo. In Gran Bretagna faranno pagare la sanità ai cittadini stranieri, in Australia la Marina Militare respinge i barconi clandestini, in Spagna la polizia spagnola con quella marocchina respinge gli assalti a Melilla, in Francia il ministro socialista espelle i Rom, quindi tutto il mondo va da una parte, viva la Svizzera. Ma è giusto anche se danneggia gli italiani, i lavoratori frontalieri per primi? Ma il problema dei lavoratori frontalieri, che sono 60.000 quasi tutti in Lombardia, è lo Stato italiano innanzitutto, che sta cercando di fottergli 300 milioni di euro di contributi versati. Detto questo, se l'Italia ha un minimo di serietà, coinvolgendo Regione Lombardia, visto che è un problema nostro, a ottobre scadrà l'accordo fra Italia e Svizzera per il frontalierato e quindi si ridiscuta da pari a pari quello che è un diritto. Non penso che rischierà il posto neanche uno dei 60.000 frontalieri, onestamente. Io sono convinto che gli interessi svizzeri, ticinesi e italiani e lombardi coincidano assolutamente. Il problema degli svizzeri sono altri e non sicuramente i 60.000 frontalieri italiani. Alcuni rappresentanti proprio leghisti, ma del territorio, soprattutto di Varese, però non la pensano come lei, dicono che questo potrebbe essere un grosso problema per il territorio e per i suoi lavoratori. Il problema dei frontalieri che stiamo seguendo da mesi è a Roma, dove, ripeto, ci sono centinaia di milioni di euro bloccati che l'Inps rischia di ciucciare. E quindi noi difenderemo uno per uno i frontalieri. Detto questo, gli svizzeri votano, a differenza nostra, propongono, decidono, partecipano e quindi hanno tutta la mia stima e tutto il mio rispetto e ripeto, dovremmo imparare da loro, non dobbiamo difenderci da loro, dobbiamo imparare da loro. Qualcosa che non torna. Attenzione che ci sono diverse imprese anche del territorio e lavoratori, soprattutto giovani, che hanno chiesto delucidazioni al proposito, erano pronti, avevano una speranza aperta che non si presenta più. Vediamo il PD che cosa dice con l'onorevole Ruzzante. Referendum di questo tipo, un domani potrebbero esserci ripercussioni dell'Italia verso la Svizzera, dopo manca solo la Germania, l'Austria e avanti di questo passo il rischio verso forme cruente, violente e negative, il passo è breve e corto. È proprio per questo che è nata l'Unione Europea, per dire basta con forme di prevaricazione di un popolo sull'altro. Seconda riflessione è il metodo di questa campagna elettorale. Ora, gli italiani venivano dipinti nella campagna elettorale svizzera come dei topi che rubano il formaggio. Io credo che sia offensivo nei confronti dei lavoratori italiani, la maggior parte oltretutto sono cittadini della regione Lombardia, e credo sia assolutamente ingeneroso nei confronti del contributo che gli italiani hanno dato allo sviluppo economico del Canton Ticino e di tante parti della Svizzera. Mi piacerebbe sapere se la Svizzera ha sottoposto a referendum anche l'impossibilità per tanti ladroni italiani di esportare anche i capitali in Svizzera, o i capitali quelli li fanno passare, bloccano solo i lavoratori. Allora, deriva populista Massimo Zanon, che cosa ne pensa di questo provvedimento? E poi potrebbe essere l'inizio di un'escalation anti-europeista, al di là che la Svizzera ha una posizione particolare, diciamo sempre, però. Io penso che nelle priorità che oggi il nostro Paese deve in qualche modo assolutamente porre come soluzioni non siano questi i problemi
che ci possono far migliorare all'interno del sistema economico una capacità nostra di progettare un'Italia migliore all'interno di un'Europa che in questo momento sta giocando una partita sulla pelle di alcune persone o di alcune visioni che sono comunque solo temporanee. Ormai il mondo deve essere accettato con delle regole e se noi diamo delle regole serie non possiamo neanche diventare un paese che vuole ragionare in termini antichi. Di sicuro la Svizzera è sempre stata un paese particolare, straordinariamente capace di mantenere molte prerogative tutte sue, però poi alla fine all'interno dell'Europa anche la Svizzera deve accettare delle condizioni. È giusto che ci siano delle regole, per cui gli accordi vanno fatti, vanno rispettate le norme, ma dobbiamo farlo anche noi, ma questo sul mondo dell'immigrazione è solamente una piccola parte delle cose che noi oggi dobbiamo recuperare. Siamo indietro su molte altre e sono quelle proprio di dare le regole agli italiani prima di tutto. Per le quali dopo ve ne parliamo anche. Capelli, cosa dice? Ma io dico che... Cioè è un falso problema questo anche della Svizzera o è una delle tante questioni che ci portano davanti per non farci vedere come stanno? Sarà un'escalation per quanto riguarda, perché come diceva anche l'interlocutore prima, un'escalation per cui molti si adegueranno perché in effetti questa immigrazione è diventata senza controllo, però non avrei timore per quanto riguarda i 60.000 italiani perché i diritti acquisiti ormai rimangono. La Svizzera ha dimostrato di essere una democrazia diretta. Però è un'opportunità sempre anche per giovani, per molti, sapere che c'era comunque un paese che poteva dare delle occasioni di lavoro, insomma. Certo, occasioni di lavoro. Beh, il fatto che sia stato vinto il referendum, sia stato proposto e quindi passato per 20.000 voti, quindi una sciocchezza, vuol dire che anche loro sono un po', diciamo, però io sono convinto che la Svizzera non abrogherà, non può abrogare un referendum perché il referendum c'è e ha dato quelle risposte, ma certamente troverà un sistema per addolcire questa pillola amara, va bene? Perché altrimenti perderebbe tutti i depositi, tutte le gestioni di denaro. E intanto con l'energia già gli hanno ci sarebbe anche l'economia svizzera, si sa, è basata sulle banche, quindi venendo a mancare i capitali, anche la sua economia dovrebbe subire dei danni. Quindi io credo che troveranno un sistema per poter unire l'utile al dilettevole, quindi fare in modo che le cose non cambiano più di tanto, insomma. Lei, Presidente, tra l'altro sta attuando anche una politica di, chiamiamo così, internazionalizzazione, accompagnamento degli imprenditori verso l'estero, per cui ha già messo mano in diversi mercati, non in Svizzera naturalmente, che è accessibile liberamente. Però che segnale può essere questo per le imprese, per i lavoratori anche? Noi abbiamo avuto già delle chiamate, e sono stata sollecitata a tirare fuori questo tema perché abbiamo avuto delle mail che sono arrivate, chiamate di giovani più che altro, che ci chiedevano di elucidazioni a proposito, insomma, di affrontarlo. Allora, intanto è nel Canton Ticino che si è verificato poi la differenza rispetto agli altri cantoni, quindi quello di lingua italiana. E va detto che dai dati che ho, gli italiani accettano in Svizzera delle retribuzioni al di sotto anche dei 1.400 euro, che è addirittura il meno di quanto è il sussidio che viene dato ai disoccupati. Allora, questo è qualcosa che indubbiamente ha indispettito parecchio la situazione. C'è da dire, oltre a quello che è stato detto e a quello che ha detto Ruzzante in merito alla circolazione dei quattrini, anche per le imprese che intendono delocalizzare, che cosa si vuol fare? Perché ci sono delle imprese che trovano conveniente anche un regime fiscale in merito alla loro capacità produttiva o di sviluppo imprenditoriale interessante in Svizzera. Abbiamo delle aziende che sono andate anche in Svizzera, non è come la Carinzia, però anche in Svizzera, quindi è evidente che bisogna poi adottare un sistema sistemico per quanto concerne tutto il flusso dello scambio che può esserci tra l'Unione Europea e la Svizzera. Va detto e va evidenziato in merito alla capacità della Svizzera, che è stata indenne da tutte le 2 guerre mondiali la Svizzera, quindi ha avuto una capacità di essere super partes incredibile. Io credo che anche in questa occasione riuscirà in tal senso. Cosa ne dice? Abbiamo accennato al discorso dei lavoratori, che effettivamente è emerso sotto più punti.
Che è la stessa cosa che accade è accaduto da noi, adesso vabbè c'è un momento di contrazione, però e che poi ci ricollega al caso Electrolux e così via, cioè costo del lavoro troppo alto e invece lì ci si offre per un costo del lavoro che per loro è troppo basso e per noi va bene, ci siamo ridotti agli opposti, no? Io credo che la Svizzera abbia fatto una delibera, oppure quello che hanno fatto sbagliata, perché noi praticamente l'Italia è aperta con tutte le frontiere, noi abbiamo una situazione molto difficile, non soltanto per la disoccupazione, per le fabbriche che chiudono e altre cose di questo tipo. Potremmo entrare anche su percentuali molto gravi per quanto riguarda il nostro paese. Però si tutelano, cioè loro pensano loro che si tutelano. Però cioè tutelano i connazionali. Ma volevo dire, quando i capitali sono andati lì e noi li abbiamo richiesti, il governo italiano, che portassero di qua i capitali, perché questo era una direttiva del governo italiano, non mi sembra che la Svizzera abbia risposto su questo, e se ha risposto in maniera molto nuvolosa, senza molta chiarezza. Ma se una situazione come questa, non solo per gli italiani, per i giovani, perché noi abbiamo un grandissimo problema dei giovani che possono trovare una soluzione in un momento drammatico come quello che stiamo attraversando per la crescita del nostro paese. Credo che questo sia un grande errore, perché la Svizzera ha usufruito molte volte, per quanto riguarda l'Italia, anche con, direi, stipendi al di sotto di quelli che in realtà nel loro territorio facevano pagare. Credo che questo, al di là della posizione politica che può avere alcune forze politiche nel nostro Veneto, se vogliamo chiamare, perché noi siamo veneti in questo caso, ma anche in tutto il territorio italiano, è un errore questo, perché è un grandissimo errore, perché vuol dire che la libera circolazione delle merci, dei lavoratori non c'è, e questo può creare nel breve presente, non futuro, nel breve presente, sicuramente delle difficoltà oggi per quanto riguarda il mondo del lavoro, perché il mondo del lavoro del nostro paese, se poi ne parliamo, ci sono dei dati drammatici. No, dopo ne parliamo. Sono dei dati drammatici, e credo che se ci bloccano anche questo per quelli che vanno di là, è un grossissimo problema, e che è un problema che potrebbe diventare anche un problema politico. Infatti quello che si vuole arrivare. De Franceschi, secondo come la vede? Allora, questo aspetto che è nato in Svizzera, che si è accentuato con questo provvedimento, è sicuramente un atteggiamento che la Svizzera, avendo sempre dato dimostrazioni di saper guardare bene le loro cose, rivelandole se era il caso o non rivelandole se non è il caso, in questo caso ha deciso in maniera autonoma di tutelare lo svizzero nella Svizzera. Io colgo questo segnale come una capacità di decidere, quando noi siamo su questi aspetti incapaci di decidere per tutelare sovranità italiana, la sovranità monetaria dell'Italia, la sovranità per decidere e appoggiare il lavoro, perché è vero che Letta ha detto: ho portato in Italia 500 milioni di euro dai paesi Poi ci hanno dato un africani. Contentino, dai, non No, più che contentino, però è stato zitto perché la Spagna ha percepito 1 miliardo e addirittura la Grecia 1 miliardo. Quindi rispetto alla Grecia e alla Spagna non siamo stati capaci che non accontentarci del 50%, quindi un potere contrattuale. Prima di tutto l'Italia non se lo vuole prendere, non se lo prende con la sovranità, non se lo prende forse col dialogo. Quello che dice la Lega, probabilmente dobbiamo anche noi imparare a negoziare, probabilmente avremo un potere, perché altrimenti i grandi capitali che ci dobbiamo accontentare alla fine. I grandi capitali vengono qui, comprano il know-how, comprano gli immobili, comprano ciò che gli conviene dall'Italia e lo portano via.
e offrono chiaramente paradisi alle aziende per impossessarsi del nostro know-how, non tanto no, ma infatti, della nostra ma dopo ne parliamo perché ti succede. No, ma ha fatto benissimo a sottolineare. Cesaro. No, a me viene da ridere perché in Italia ho sentito Ruzzante prima, veramente è uno spasso sentire quel signore lì. Cioè, che è democratico Ruzzante, giusto? È Partito Democratico. Lui dice che la deriva che sta prendendo l'Europa è pericolosa. Cioè la Svizzera, i cittadini svizzeri hanno votato democraticamente per una loro scelta, condivisibile o meno. A me non me ne frega niente quelli che fanno gli svizzeri. A me gli svizzeri interessano per gli orologi e per il cioccolato, per tutto il resto possono stare dove sono. Ma Ruzzante che va a dire che la deriva pericolosa della Svizzera, che mette a repentaglio le conquiste di questi ultimi decenni della comunità europea, poi lo dice con quel suo accento che non si capisce mai se è veneto, se è di qualche altro posto, ma questo ben per lui. Cioè io dico, è un referendum, hanno votato. Cappelli prima si preoccupava di dire, no, io ho recepito quello che ha detto, che probabilmente la Svizzera addolcirà un po' l'esito di questo, farà come gli italiani. Io nel 93 ho votato contro il finanziamento pubblico dei partiti, un referendum. Ho vinto, l'unica delle poche volte che io ho vinto alle elezioni o al referendum, vinco quasi mai, pareggio qualche volta. Dopo 2 giorni hanno cambiato il nome e l'hanno chiamato rimborso elettorale. Ho votato per l'abolizione, anche lei Cappelli forse, per l'abolizione del Ministero dell'Agricoltura. L'hanno chiamato dopo una settimana Ministero delle Politiche Agricole. Io spero che gli svizzeri, anche se sono annebulati dalla cioccolata, dagli orologi e a quelli a cucù soprattutto, che non facciano di questi errori. I loro cittadini hanno scelto, non vogliamo più un'invasione di extracomunitari, e fatalità extracomunitari è tutto il mondo perché loro sono fuori dalla comunità europea, bisogna ricordarlo. Hanno fatto, dal mio punto di vista, hanno fatto bene, ma anche se avessero fatto male, è una scelta democratica della Svizzera. E lo dice uno che con la parola democrazia, e Manfrin lo sa, non è che ho sta grandissima dimestichezza, ma funziona così, funziona così. Se la maggioranza decide, la maggioranza ha ragione. È solo in questo paese di Pulcinella dove la maggioranza decide, sempre e comunque dopo una settimana, 15 giorni, cambiano le carte in tavola. E vi sfido a dire che ho torto. Vi sfido a dire che ho torto. Purtroppo. Un attimo solo, abbiamo una telefonata anche in attesa. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera, da dove chiama? Sono Gino da Casale. Sì. Le volevo chiedere, dopo l'intervento di Confortin che mi è piaciuto, ma Cesaro dove vive? Cesaro, se vuole citarmi, mi citi bene, no, aspetti che stai dicendo, sentiamo. Ancora, le guardie svizzere in Italia, se loro sono extra o stranieri, anche loro dovrebbero ritornare in Svizzera, altro che lo dica al Papa, lo dice a Cesaro, cosa vuole che c'entra Cesaro col Vaticano? Lo chieda al Papa, no, lei che ha affinità. Aspetti che sentiamo. Gli italiani a questo punto sono accettati dagli svizzeri chi riesce a portare i loro soldi. Si sono fatti ricchi con i soldi degli altri, dovrebbero anche accettare chi va a lavorare per loro. Questo è sicuramente una forma ma vada lei in Svizzera a votare, chieda la cittadinanza, vota così fa vincere gli altri. Va bene. Grazie del suo punto di vista, grazie al nostro telespettatore. Con gli svizzeri, con le guardie, con il cioccolato e con il lavoratore, ma Dio mio. Beh, ognuno manifesta però il proprio punto di vista. Ha sbagliato trasmissione. Allora, un attimo solo, ritorniamo insieme, dobbiamo andare subito in pubblicità, quindi tra pochi minuti torniamo con voi.